Poi arrivava la strega di mia madre, che urlava parole di fuoco e aveva una lingua lunga lunga. Dal Pagliarelli al palcoscenico del Teatro Biondo di Palermo per un progetto che testimonia la possibilità di riscatto e rinascita. Pazzo! Il pazzo è lui! Io sono pazzo, mica lo faccio! Protagonisti sono i detenuti della casa circondariale Pagliarelli Lorusso di Palermo che diventano attori e si cimentano in una pièce teatrale che ha debuttato a giugno e si chiama Transiti, frutto di un anno di impegno, prove e studio. Che faceva impressione. Il mostro che mi faceva spaventare. Ma che cos'è Transiti? Abbiamo lavorato su delle opere di un autore che è Jean-Paul Sartre e da qui tutta una riflessione sull'attesa e sul valore che noi diamo al tempo. Il progetto che noi realizziamo ogni anno all'interno della casa circondariale Pagliarelli dura un intero anno e coinvolge 30 detenuti, ospiti e quello che facciamo ogni giorno è proprio quello di lavorare e portare in scena dei personaggi che lavorano costantemente come attori e come narratori di se stessi. Presenti alla serata le cariche istituzionali, civili, militari e religiose. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la regione Sicilia, dottoressa Cinzia Calandrino, il direttore dell'istituto, dottoressa Francesca Vazzana e il comandante del reparto, commissario capo Giuseppe Rizzo. Sono molto contenta di essere qui, questa è una delle prime uscite ufficiali che faccio in un'occasione molto importante, perché finalmente ecco, il carcere esce ed entra in contatto con la città ed è una cosa molto bella, perché premia il lavoro anche di tutta la polizia penitenziaria in questo percorso di recupero molto importante che riguarda questi detenuti. Voi considerate che ad esempio questi nostri detenuti sono oggi in permesso, ma chiaramente sono loro per prima rispettosi di quelle che sono le regole, di come sia entusiasmante far percepire all'esterno che il carcere è anche rieducazione. Un grosso impegno che ha imposto un grande lavoro per ciò che riguarda la vigilanza e la sicurezza necessarie allo svolgimento dell'intera serata. L'attività è stata organizzata attraverso i permessi premio con scorta. È un'attività che si ripete negli anni, questa è la terza edizione, le prime due le abbiamo fatte con la popolazione detenuta femminile, quest'anno l'abbiamo estesa alla compagnia teatrale del maschile e rientra nei compiti istituzionali della polizia penitenziaria, che è quella di favorire il reinserimento sociale attraverso le attività trattamentali.